bellissima. Mossa bella. Allora. Senza crosta, se il profumo è peccato non si può sentire il profumo. Però allora, una bella granulometria, è perfetta questa. Avendo che 4 anni, anche formai. Io ne ho fatta anche stavolta se massa braichi. E ogni tanto qualcuno la riesce anche bene, dai. O no? Ciao ragazzi, spesso racconto di famiglie le cui storie sono legate in maniera indissolubile al territorio e alla comunità in cui vivono. Ne diventano praticamente dei polmoni, meglio delle spugne, perché assorbono i valori di quel territorio, di quella comunità e rilasciano un prodotto che comunque ne è frutto. E tutto questo qui a Rosegaferro, piccola frazione alle porte di Villafranca, al caseificio San Girolamo, avviene da qualcosa come 114 anni. Mio nonno è iniziato nel 1908, diciamo, come era nata una cooperativa nel paese di produttori, tutti i piccoli produttori qua del paese. La cooperativa è andata avanti fino nel 1915. Nel 15 è stata chiusa perché il latte non si poteva più fare il formaggio, ma serviva per l'alimentazione in città, insomma, per alimentare le persone in città. Nel 18, quando è terminata la guerra, nel 1918, la cooperativa non è più aperta, non è più ripartita, le cose non andavano tanto bene per diversi motivi. Allora cosa è successo? Mio nonno ha deciso di acquisire da lui la cooperativa, il caseificio, e da allora abbiamo iniziato noi, siamo ancora qua, insomma. Mio nonno, mio papà, io e mio figlio Giampaolo. Quanti ricordi ci sono in ogni forma che lei produce anche oggi? Cosa rivive di quei momenti? Ricordi, una cosa diciamo un po' indescrivibile, nel senso ogni forma ha una storia, insomma. Tu sei la quarta generazione e sei arrivato in un momento in cui fare il formaggio, il grana padano in particolare, significa adempiere a dei requisiti molto più forti rispetto a 40 anni fa. Certamente, una volta bastava avere il latte, una stretta di mano col contadino e si iniziava a produrre, ma adesso giustamente, insomma, le esigenze anche per il cliente finale non è più cambiato, perché non è soltanto il cliente qua della zona, il grana potrebbe andare anche dall'altra parte del mondo, quindi richiedono certificazioni che sono utili sia per noi ma soprattutto per tutelare la qualità del formaggio e la salute del cliente finale, insomma. Però il patto con il contadino c'è ancora? Certamente, perché possiamo fare tutte le analisi del mondo che vogliamo, però se dalla parte nostra e dalla parte, chiamiamola, dell'agricoltore, del contadino c'è fiducia e rispetto, tutto risulta molto più semplice, insomma. Il latte, la materia prima. I cordioli non sono allevatori, però sanno benissimo dove andarlo a prendere. Questo latte arriva da allevatori che nutrono le loro vacche con il fieno ricavato dai prati stabili mantovani, una ricchezza che ci vuole tra l'altro far diventare patrimonio UNESCO.
Il latte è la base per tutte le loro produzioni, non soltanto del grana, ma negli ultimi anni anche di una serie di altri prodotti che ne fanno da corollario. Giampaolo, per esempio, ha imparato a fare mozzarella e burrata e lo ha fatto da autodidatta, sbagliando anche spesso, come mi ha confidato, ma grazie alla sua tenacia è riuscito ad ottenere anche dei prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale. E poi c'è il burro, che oggi viene considerato un prodotto marginale rispetto alla nobiltà del formaggio, ma un tempo era veramente importante perché sostituiva l'olio, era l'olio che non c'era. Inevitabilmente l'arrivo della modernità ha favorito lo sviluppo dell'attività in tutti i sensi, quantitativi e qualitativi. Ma questa è un'attività che rimane comunque fondamentalmente artigianale e in questo i ricordi hanno una grande importanza perché sono presenti in ognuna delle 20 forme di grana padano e degli altri prodotti che nascono qui ogni giorno. Il burro è stato il lavoro che faceva mia mamma. Allora, prepara tutto confezionato, tutto in forme, pezzi da etti, duetti, per una volta era la pezzatura più piccola. Quando tornavamo da scuola il nostro lavoro era incartare il burro, invece di fare i compiti incartare nel burro. Quando c'era un po' piccoli in Ungheria, mia al banco, mio papà mi ha preparato una cassettina, potevo salire sopra e arrivavo a incartare il burro. Le fa anche a Giampaolo? L'ha fatto anche a lui? L'ha fatto anche a lui, l'ha fatto anche a mia figlia, con anche le figlie sotto. Col papà io sono nato qua. Io mi ricordo che quando ero alle medie, alla domenica mattina per mia volontà venivo giù a dargli una mano. Il papà mi ha sempre insegnato molto. C'era anche lo zio con noi, anche quello più giovane del papà, quindi era quasi un amico, e c'era anche il nonno venuto a mancare, ero ancora piccolino io, e c'era anche la nonna che mi aiutava anche lei nello svolgimento dei lavaggi a fine lavorazione, incartare il burro. E mi ricordo che io volevo venire, però ero troppo piccolo. Allora mio papà mi prendeva una cassettina, me la metteva sotto le scarpe e mi insegnava a incartare il burro. Purtroppo a scuola non è che avevo poca simpatia con le maestre e allora ero sempre qua, scappavo via da scuola, corri e mi mettevo i stivaloni e entravo nel caseificio. Mio papà mi mandava via perché era un po' pericoloso, insomma, sto bambino in mezzo ai piedi. Uscivo 5 minuti, uscivo dalla porta e entravo dalla finestra, diciamo, ero sempre domenica, tutti i giorni ero qua. Mi emozionò, capito? Mi avevano parlato di questa famiglia, i Cordioli, 4 generazioni di casari, che quindi hanno visto radicalmente cambiare la campagna con i metodi di allevamento delle vacche, ma anche quindi la qualità del latte e di conseguenza del loro prodotto di punta, ovvero il grana padano. Io ho voluto incontrarli di persona, nella loro quotidianità operativa, perché mi sono detto, se la storia lunga è questa, se questo caseificio ha resistito a 2 guerre e ha vissuto anche i momenti di difficoltà della sua comunità, di cui poi è diventato riferimento, allora significa che sotto c'è una base forte, molto forte. Sapete dove l'ho trovata? L'ho trovata anche nella loro quotidianità operativa, nel loro lavorare insieme padre e figlio, ripercorrendo i gesti degli avi, ascoltandoli parlare sempre a ragion vedute, poche parole, ma dette soltanto nel momento giusto e nella situazione giusta, anche se secondo me forse sono più gli sguardi d'intesa e i loro silenzi a raccontare una storia lunghissima. Cosa occorre per fare un buon formaggio? Che ho tre cose fondamentali: la materia prima, il latte, che sia prodotto da mucche alimentate conforme disciplinare, insomma. Seconda cosa, la lavorazione adeguata al tipo di latte,
Terza cosa è la stagionatura, sì, una stagionatura non troppo, che il formaggio senta anche un po' le stagioni, diciamo, ecco. Un po' temperature non troppo basse, perché se teniamo temperatura un po' troppo bassa, sì, andiamo bene perché il formaggio ha meno calo, peso, a fine anno ci troviamo qualche quintale di formaggio in più, però la qualità matura poco, diciamo, col freddo, mentre tenendo una temperatura un po' più secca, un po' più calda, diciamo, c'è il rischio che il formaggio magari prenda qualche difettino, però quello che riesce esalta tutti i profumi, gli aromi come deve essere il grano padano, insomma, ecco. E che altro c'è in questa avventura? Ma questa avventura, meno male che ci sono anche le donne che ci tirano un po' il freno, perché gli uomini sono bravissimi a fare, però poi corre la testa della donna. Qua abbiamo mia mamma, la mamma Nerina, abbiamo mia sorella Serena e ormai sono sposato da un po' di anni, c'è anche mia moglie Mary che lavora con noi, insomma siamo una bella squadra. Perché avete voluto lo spaccio? Lo spaccio è nato, mi sembra, negli anni 60 dalla nonna. Spaccio, in cucina vendeva un po' di formaggio, vendeva anche le uova, i pulcini, quello che c'era. E poi negli anni 90 andava talmente bene all'ingrosso che dicevano, ma quasi quasi va talmente bene all'ingrosso che chiudiamo lo spaccio, perché negli anni 90 andava bene un po' per tutte, stava uno dei boom economici dell'Italia, insomma. Invece abbiamo continuato con lo spaccio. Nel 2011 abbiamo fatto la struttura nuova e lo spaccio è esploso, insomma. Esploso, è veramente, a me sì piace, lo spaccio dà marginalità, però è bello avere il rapporto diretto col cliente che ti dice che buoni che sono i tuoi formaggi. All'ingrosso sì, lo vendi, però difficilmente poi vai a sentire il cliente finale che ti dice che buono che è il tuo formaggio. È quello che dà soddisfazione dello spaccio. Eccoli qua i cordioli, la terza e la quarta generazione, anche con le donne che le volevi farsi riprendere, ma non hanno resistito al mio fascino, vero? Posso avere un tocchettino di formaggio? Basta volta che dà. Basta volta, Basta volta. perché sono affascinante. Va bene. Grazie e complimenti per la vostra testimonianza. Ciao ragazzi, ci vediamo Ciao. alla prossima cantierata. Ciao. Ciao.